Buongiorno a tutti. Stavamo prima discutendo sul valore del rumore e della lentezza, del silenzio e della velocità. Io penso, ma non solo io, anche il grande filosofo De Mattei, che in un libro, Elogio della lentezza, dice che la lentezza e il silenzio sono quelli che portano più vicini alla memoria, mentre il rumore e la velocità non può che portare all'oblio. E allora, innanzitutto voglio partire con una memoria, che qui 7 anni fa, la prima edizione del Festival Letterario Strangius, concludemmo il nostro incontro con Camilo Albo, desaparecido ecuatoriano. Eravamo lì sopra, come si chiama, insieme a Melania Tocco, ricordo, e oggi iniziamo la 7ª edizione. Sono passati tanti anni, sono passati tante cose. Questo festival è in crescita anche grazie a tante cose, grazie innanzitutto all'impegno dei serramanesi che hanno accettato Strangio a fare il direttore artistico, e che per 7 anni continuano a fare presenza a tutti i nostri incontri e dare una grandissima mano d'aiuto, essendo i protagonisti del festival, perché ricordo che tutti i relatori del festival sono di Serramanna, e cerchiamo di entrare nelle case, nel vero senso della parola, dei serramanesi. E un grazie anche ovviamente a tutti i finanziamenti che sono sviluppati. Uno tra questi, quello dell'assessorato alla cultura e istruzione della Regione Sardegna. Prima di passare la parola alla tavola rotonda, inviterei quindi l'onorevole Gianluigi Piano per un saluto. Attento al perseguimento generale. Un saluto a tutti. Per me è un onore aprire il festival, non me l'aspettavo, poc'anzi mi è stato tutto, lo faccio con molto piacere. Ho detto prima, l'ho anticipato, questa è la 7ª edizione, è una formula che sta funzionando, ha funzionato da subito, coinvolge tutti i cittadini serramanesi, per noi questo è veramente un piacere. Poi anche temi che di anno in anno si sono molto particolari, ci consentono di fare delle riflessioni importanti. Sono curioso di vedere come verrà sviluppato quest'anno il tema, il titolo che avete dato, Brani, che poi già anticipato poc'anzi dal direttore del festival. 2 cose, chiudo davvero perché è giusto che inizi la tavola rotonda e non mi voglio allungare. Intanto l'importanza dei festival letterari, che nel territorio metropolitano, ma in tutta l'isola, si sta diffondendo. La Regione Sardegna investe diverse risorse. Quest'anno, a causa, sapete che c'erano le elezioni a febbraio, c'è un piccolo ritardo nell'erogazione dei fondi, ma sono tutti confermati, anzi c'è una riflessione e un auspicio che si possano anche incrementare. L'ho detto quando anche lì in maniera molto sintetica sono intervenuto a San Gavino, dove c'era l'altro incontro, e c'è un ragionamento in atto, e vediamo se sarà possibile poi concretizzarlo. I fondi arriveranno comunque a brevissimo, abbiamo in una variazione approvata il 10 di agosto, sono stati confermati tutti i fondi, quindi anche il Festival di Serramanna sarà assolutamente finanziato, e quindi questo ci consentirà di poterlo fare oggi e auguriamo anche nei prossimi anni. Io concludo così con diciamo così l'augurio che possa essere un festival partecipato, una settimana molto intensa, inizia oggi, ma diciamo che sarà da lunedì, da martedì a domenica. Io parteciperò come dire, toccare con mano quanto il festival produrrà, perché mi fa davvero piacere. Lo seguo dalla prima edizione. Quindi buon lavoro a tutti, complimenti a tutti quanti, e un ringraziamento all'amministrazione comunale, che comunque ci mette un grosso impegno, a tutti coloro che dalla prima edizione hanno ideato e collaborato, e che mettono a disposizione gli spazi della comunità serramanese. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie.
Grazie Manuel. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Maccioni, l'assessore alla cultura del comune di Serramanna. Siamo arrivati, come diceva il nostro direttore artistico, alla settima edizione quest'anno del festival, e partiamo come consueto con la tavola rotonda. Abbiamo diversi ospiti che ringraziamo per essere qui stamattina, e ringraziamo soprattutto il padrone di casa, la famiglia Ortu, che ci ospita in questo bellissimo spazio stamattina. Il festival è organizzato dall'amministrazione comunale di Serramanna in collaborazione con l'Associazione Internazionale della Terra Cruda, che dal primo anno nel festival è anche in maniera, diciamo, sempre molto attiva, quindi chi più di lui conosce l'argomento che andiamo a affrontare stamattina. Poi abbiamo, quindi grazie Enrico per aver accettato, Ivano Pias, assessore alla cultura del comune di Nioneli, in rappresentanza del festival Licanias, che insomma è un festival che non so quale edizione, ottava, quindi è un anno più grande del nostro festival. Insomma, ormai è una realtà anche il Festival di Canias affermata in quella che è lo scenario dei festival letterari. E poi abbiamo Daniele Mucci, che è il curatore della sezione Ragazzi e Fumetti del Festival di San Capino. Quindi poi collegato in streaming o collegata da Andiari, abbiamo l'architetto Stefania Bolletti, che adesso non vediamo nel nostro schermo, che ringraziamo. L'architetto Stefania Bolletti rappresenta un festival letterario molto importante, un festival letterario insomma, che ha la storia, ma poi insomma, ci racconterà magari molto velocemente le cose che voi fate non solo all'interno del festival, ma oltre il festival. L'argomento di stamattina è il festival letterari e i loro impatti sulla comunità, quindi credo che insomma ci sono tantissime cose che i nostri ospiti ci racconteranno. Insomma, questi momenti sono molto importanti, dove ognuno si racconta e ognuno impara anche dalle esperienze degli altri, quindi insomma sarà molto interessante sentire quello che avranno da dirci i nostri ospiti su questo tema. Quindi partiamo subito con il primo intervento da parte di Enrico, padrone di casa, che ci racconterà un po' quello che è l'impatto del nostro festival sulla nostra comunità. Prego. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Approfitto per ringraziare chi è venuto stamattina, per chi ci segue in streaming. Parto con il mio intervento. Mi è stato chiesto di descrivere l'impatto che ha avuto il festival per la comunità di Serramanna nel corso di questi anni. Si sente? Ok, perfetto. Vabbè. Io ho impostato questo intervento su considerazioni di tipo culturale e solo in parte economico, perché
che ho cercato di descriverle molto di più dal punto di vista culturale. Partiamo dall'importanza che ha questo festival per la comunità. Parto con un piccolo esempio, ed è quello che succede ogni anno quando è iniziato questo festival. A partire da maggio, aprile, maggio, le persone iniziano a chiedere: ma quest'anno Strangius si fa? E allora vi devo dire chi è che chiede che fa questa domanda. Sono le persone che hanno partecipato e assistito ai festival passati, sono i collaboratori, come possono essere anche delle persone che vedo qua come Nicola, eccetera, e sono anche molto spesso gli autori stessi che sono intervenuti, che attraverso Peppe, che loro chiedono se effettivamente si farà Strangius. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che le persone hanno il piacere e la curiosità di assistere a questi incontri per conoscere quello che magari altri esseri umani Strangius hanno da dire e hanno da offrire loro. Ripeto, i numeri sono importanti, però li vediamo soltanto alla fine. Io vorrei partire dai motivi che effettivamente hanno decretato un successo per questo festival sempre crescente. Li elencherò uno per uno e cercherò magari di approfondirli un attimo. Il primo motivo è il tipo di letteratura abbracciata. La letteratura è quella autobiografica, quindi quel tipo di scrittura che parla da dentro dell'essere umano, più uno dei successi. Perché questo genere letterario incuriosisce ancora di più le persone che assistono, le persone che ascoltano, e sono sempre più desiderosi di conoscere le esperienze dell'autore, quello che vuole raccontare, e sentirlo dall'autore stesso. Quindi questo è proprio un punto di forza. Un altro può essere la portata degli ospiti. Si tratta di ospiti dalle caratteristiche più disparate, sono ospiti diversi, dal galeotto al generale dell'esercito, al magistrato, all'insegnante. L'anno scorso è stata ospite la moglie di Sepulveda, che è un autore di fama internazionale. Altro punto di forza sono le location. Un esempio è proprio quella di oggi, in cui siamo ospitati oggi. Le location, è importante dire che sono messe a disposizione dai padroni di casa con molto entusiasmo. Ecco. Si tratta, per chi non lo sapesse, ma più o meno essendo tutti di Serramanna e della zona, sappiamo che sono costruzioni tipiche della nostra tradizione e della nostra comunità. Tra l'altro si crea un impatto visivo per chi non è di Serramanna e molto spesso anche per chi è di Serramanna, perché magari io vi dico la verità, a casa di Flaviano e a casa vostra non è ancora avvenuto ed è stato un piacere vedere questa casa campidanese. Molto importante dire che i relatori sono tutti di Serramanna, perché l'unica persona che non è di Serramanna è Peppe, che in realtà ormai è adottivo di Serramanna perché lo conosciamo da tanti anni. Si tratta di persone competenti, persone preparate, che amano la propria comunità e quindi danno qualcosa in più nel presentare, nel chiacchierare con gli ospiti. Si tratta di persone appunto competenti, persone che magari di cui magari a Serramanna non si conoscono queste competenze. E per me è molto importante il festival proprio perché viene fuori questo livello culturale che c'è a Serramanna, che senza manifestazioni come questa probabilmente non verrebbe appunto fuori. Quindi molto importante che i relatori sono parte della nostra comunità. Un altro punto che io ritengo molto importante è l'integrazione tra tutte le persone che fanno parte dello staff del festival e tra tutte le persone che tra l'altro partecipano, che hanno la voglia e hanno il piacere di stare insieme, di condividere delle idee, condividere delle esperienze, di stare insieme e fare comunità, perché fare comunità è stare insieme e confrontarsi. Un esempio, e ci tengo in maniera particolare, fanno parte ormai dello staff già da qualche anno i ragazzi speciali di Antonio Ara, quindi Tiziano, quindi perdonami,
ricordami il nome. Gianluigi, e non solo, fanno parte dello staff e per me è molto importante che ci siano anche loro e che ci aiutino nell'organizzazione del tutto, quindi una menzione particolare per quello. L'altra cosa che ha contraddistinto il nostro festival è stata l'accoglienza verso gli autori. Accoglienza vuol dire da parte nostra metterci a disposizione di chi, quindi ringraziare e ricambiare la disponibilità degli autori stessi che hanno scelto di venire a Serramanna, perché potevano tranquillamente non venire, sono stati attratti dal progetto e hanno il piacere di stare con noi e portare le loro esperienze. Quindi l'accoglienza anche nei loro confronti, far conoscere e visitare il nostro paese, che probabilmente non sarebbero mai venuti a Serramanna per altri motivi. Il festival ha portato delle personalità come chi è intervenuto nel corso degli anni a venire a Serramanna e pensare a conoscere la nostra comunità. C'è un ultimo punto nella mia scaletta, ma è di importanza. Il fatto che Angius c'è il coinvolgimento di altre forme d'arte, oltre a tutti gli artisti locali, perché Strangius sia un festival letterario, intervengono artisti che attraverso il loro estro descrivono al meglio il tema dell'edizione. Quindi anche questo porta alla luce il valore culturale della nostra comunità. Quindi è molto importante anche questo fatto, perché tante cose non si conoscono a Serramanna, quindi c'è bisogno di manifestazioni che facciano sì che si conoscono anche queste persone, queste personalità che abbiamo a Serramanna. Una menzione da questo punto di vista sono Silvia e Lucio Fanti e Marina Puzzolo, che ogni anno realizzano i vari premi che vengono conferiti agli autori. Vado avanti, perché c'è un altro punto che è importantissimo per quanto riguarda il festival, è che da qualche anno è stato anche il festival per i ragazzi. Il festival per i ragazzi che porta direttamente gli autori nelle scuole. Perché c'è l'importanza di portare gli autori nelle scuole? Perché crea curiosità nei ragazzi e quindi potrebbe favorire il loro interesse verso la lettura. Non c'è niente di meglio che creare curiosità per favorire appunto la lettura e la cultura in generale. E questi sono i punti importanti, i punti di forza del festival. Perché sono importanti? Perché cosa si evince da tutto questo? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sviluppare, svegliare nella comunità l'esigenza della lettura e della cultura in generale che potrebbe avere un impatto importante per la comunità di Serramanna. Bene, grazie Enrico per questo primo intervento e darei la parola a Alvaro Piras, della cultura del Comune di Milano. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio gli organizzatori del festival, ringrazio l'assessore alla cultura, l'amministrazione comunale di Serramanna e naturalmente Manias, caro amico. Io vengo da Gnome, piccolissimo paese, con 600 abitanti, nella regione storica del Barigato. Sono da sempre gli organizzatori del festival Licanias. Licanias è un festival di letteratura, arte contemporanea, cinema. È aggiunto alla tradizione, come dicevo prima, ma nato un po' di anni prima, nel 2010, come diciamo culturale. Poi nel tempo ha subito delle trasformazioni, delle evoluzioni e oggi è un festival che ha raggiunto insomma una certa maturità. Sono anche amministratore comunale del mio paese da tanti anni. Allora, io oggi non ho portato numeri, cifre, perché non abbiamo mai fatto delle indagini, degli studi, diciamo, atti alla misurazione di questo impatto del festival, della cultura della nostra comunità. Però c'è sempre stato, scusate,
un confronto costante fra organizzatori, soprattutto c'è stato un confronto costante con la comunità del mio paese. Molto spesso anche quella parte della comunità che fa più fatica a comprendere anche i benefici, le motivazioni per cui si fanno degli investimenti anche in cultura. Oggi, a distanza di tanti anni, posso certamente affermare che l'impatto del festival Licanias nella comunità di Minelli è stato un impatto molto molto positivo, molto, molto importante. Lo è stato dal punto di vista economico, ma lo è stato soprattutto, a mio avviso, dal punto di vista sociale e culturale. E vorrei sottolineare questo aspetto qui, partendo un po' anche da lontano. Cercherò di essere breve, non voglio rubare tempo agli altri relatori. Nionelli è un paese molto piccolo, come tanti paesi piccoli delle zone interne della Sardegna, hanno un problema gravissimo, che è quello dello spopolamento, dell'invecchiamento della popolazione, dovuto al calo demografico, ma anche all'abbandono dei giovani delle comunità. Questo è un problema gravissimo, è un trend purtroppo molto negativo. Le proiezioni ufficiali ci dicono che tra 20 anni, 30 anni o 40 anni molti di questi paesi scompariranno, non ci saranno più, saranno dei paesi fantasma, paesi disabitati. Sono comunità che hanno altri problemi. Intanto sono comunità che soffrono di un certo isolamento culturale, perché sono distanti dai circuiti culturali più importanti o perché non hanno perso nel tempo i presidi culturali, le istituzioni culturali. Sono paesini piccoli dove non ci sono cinema, non ci sono teatri, non ci sono musei, non ci sono librerie. Le scuole praticamente le hanno chiuse, questa razionalizzazione delle scuole, non abbiamo più istituti scolastici. Tutto questo porta appunto un impoverimento culturale, una desertificazione di presidi culturali. A questo va aggiunto un altro elemento negativo, a mio avviso. Le comunità invecchiano, sono comunità di anziani, diventano comunità molto, come dire, molto protettive, tendono a chiudersi, ad attaccarsi in maniera quasi morbosa alle tradizioni, al folklore, che sono pure dei valori molto importanti. Nionelli è la capitale del canto a tenore, se sapete questo, insomma. E noi crediamo molto in questi valori. Però questo attaccamento a questi valori pure importanti, da un lato è positivo perché garantisce la protezione anche di queste tradizioni, ma da un lato produce anche una certa chiusura mentale, una chiusura culturale, soprattutto verso l'esterno, verso la contemporaneità. Noi, organizzatori del festival, ma anche amministratori, con l'Icania abbiamo voluto diciamo, abbattere queste barriere. Abbiamo voluto, diciamo così, lo dico in maniera romantica, abbiamo voluto aprire delle finestre sul mondo, c'è bisogno di questo. Abbiamo stimolato lo scambio culturale, partendo sempre dalla nostra cultura, perché il Festival di Canias è un festival che mette in relazione, fa dialogare le tradizioni, le radici, la storia del territorio con le culture del mondo. Abbiamo stimolato il dibattito, il confronto, lo studio, insomma, abbiamo voluto, come dire, riattivare culturalmente la nostra comunità, far nascere un nuovo fermento culturale da cui far scaturire le idee. Credo questa sia una cosa molto importante. Le idee sono
le armi, gli strumenti migliori diciamo, per combattere questo problema dello spopolamento, dell'invecchiamento, dell'impoverimento culturale e anche economico dei nostri paesi. Questo processo inesorabile di estinzione a cui purtroppo stiamo andando incontro. Le idee sono importanti perché le idee sono progetti. Le idee portano creatività, portano quell'innovazione, quella competitività che è necessaria oggi per confrontarsi col mondo. Ecco, Agnonelli, in questi anni posso certamente affermare che ci sono state le idee, i progetti sono stati tanti. Quando un giovane di Agnonelli mi dice che ha un'idea, che ha un progetto, che crede nella sua comunità, nella storia della sua comunità, e dice: ok, io ho deciso di rimanere perché ho quest'idea. Beh, lì questo rappresenta un impatto potentissimo, potentissimo. Ed è ciò che ci aspettiamo dopo tutto il lavoro, dopo tutto l'investimento in cultura che abbiamo fatto. Poi naturalmente c'è anche un aspetto, ci sono anche dei benefici economici, indubbiamente. Posso accennare, faccio qualche esempio così, perché poi alla fine tutti si aspettano dai festival che ci sia un rientro economico, come se il denaro potesse ripagare tutto lo sforzo e tutti i benefici che poi un festival può dare. Comunque, l'impatto economico c'è stato ed è stato anche molto importante. Intanto perché il Festival di Canias è un festival che ha un budget anche importante. Naturalmente i contributi della regione, mettiamo delle cifre consistenti anche dal bilancio comunale, quelle che può mettere un piccolo paese come Agnonelli. Abbiamo degli sponsor, eccetera. Un budget importante che viene per una parte consistente, comunque iniettato nel tessuto economico del paese, dando quindi un impulso significativo all'economia, a beneficio delle attività produttive e commerciali. Giuseppe mi fa il taglio il tempo. Faccio un esempio, cerco di essere molto veloce. Allora, per Festival di Canias abbiamo voluto promuovere le eccellenze del territorio, non solo i prodotti locali, ma anche i saperi e le conoscenze. Agnonelli è un paese che ha una fortissima vocazione vitivinicola, è un paese che storicamente produce vino, un vino di ottima qualità. Col Festival di Canias abbiamo voluto, come organizzatori, come amministratori, abbiamo voluto trasformare questa eccellenza in un motore economico. Quindi abbiamo fatto col festival, abbiamo proposto dei contenuti culturali, formazione, tantissima formazione dei produttori locali, informazione, divulgazione. Abbiamo fatto esperti del settore, imprenditori, abbiamo invitato docenti, abbiamo collaborato con le istituzioni, con l'università, insomma tutto questo ha prodotto un miglioramento, un accrescimento della conoscenza nei produttori, che hanno aumentato a catena la qualità e la quantità del prodotto. Questo ha determinato un significativo incremento del reddito familiare. A Agnonelli tutte le famiglie hanno 1, 2, 3, 4 vigne, è una cosa molto importante. Finisco col dire che da tutto ciò è nata una nuova consapevolezza sul potenziale economico di questa eccellenza del vino. Sono nate delle attività produttive, ci sono stati degli investimenti molto molto importanti, e oggi ci sono delle cantine che producono dei vini eccellenti che stanno conquistando mercati non solo regionale e nazionale, ma anche estero. Quindi noi siamo presenti a New York, in Canada, Svizzera e quant'altro. Quindi chiudo qua con questo spot sul vino di Agnonelli. Grazie. Ci stiamo seguendo attraverso i nostri canali social.
quindi su YouTube e su Facebook. Passiamo la parola a Daniele Mucci, in rappresentanza del Festival di San Gavino. Grazie. Grazie a voi, io ringrazio a nome del nostro festival l'amministrazione comunale di Serramanna e tutta l'organizzazione di Strangius, di cui siamo partner subito dopo il nostro inserimento nel circuito appunto regionale dei finanziamenti regionali, anche per amicizie che ci legano ben da prima che nascessero i nostri festival, almeno tra alcuni di noi, e frequentazioni varie. Ecco. Io voglio portare saluti di Francesca Spano e di Giovanni Forlesa, che sono i direttori artistici del Festival del Boreale, dell'amministrazione comunale di San Gavino, che vi saluta da parte del sindaco Mattea e dell'assessore alla cultura Riccardo Pino, ma di tutta la giunta comunale e di tutto lo staff del Festival del Boreale. Ecco, partirei forse proprio dallo staff, perché probabilmente l'impatto più evidente, più immediatamente evidente del Festival di Monreale è lo staff. E questo non sto dicendo così tanto per dire. Quest'anno a luglio abbiamo fatto la parte della scuola ragazzi, ma anche l'altra parte della parte adulti, che non abbiamo potuto fare proprio per i ritardi della regione quest'anno, quindi lo faremo a ottobre insieme alla sezione scuola ragazzi. Tutti gli ospiti, ogni anno succede, però quest'anno è successo ancora di più. La prima cosa che vedono, che notano, che salta all'occhio questi autori che alcuni ci conoscono già da qualche anno e ogni tanto ritornano, altri sono i nuovi per noi, la prima cosa che fanno è fare una sottolineatura di come si sentano accolti e protetti da uno staff che è molto grande, un po' di anni di giri e giretti, qualche festival l'ho visto, ci ho partecipato a diverso titolo, uno staff grande, così grande, ecco, perché numericamente qui sì, forse mi faccio, come dire, abbagliare anch'io dalla questione numerica, che è una delle cose che proprio non mi piace molto discutere quando parliamo di cultura. Questa è una delle cose che saltano di più nel Festival di San Gavino, e che saltano all'occhio da subito. Non lo dico solo per una questione numerica, lo dico perché dentro questo staff ci sono un sacco di persone sangavinesi, anche non soltanto sangavinesi, bisogna dirlo, che si sono, come dire, amalgamate ognuno nelle sue competenze, nelle sue capacità e anche nelle sue passioni, e questo fornisce un ventaglio ampio e completo di risposte a tutte le esigenze che si creano in un festival che voi conoscete molto bene e molto spesso sono anche complicate da gestire, sia praticamente durante i giorni del festival, ma anche molto prima, perché il festival li vediamo per 4 giorni, ma magari ci stiamo lavorando da 8 mesi, da 9 mesi o anche di più. E poi c'è il dopo, che è un'altra bella avventura, ecco, che spesso ci fa vedere i sorgenti, come si dice. Questo è un aspetto. Però quello che mi piace dire, sottolineare, proprio per visto tutti e due gli interventi prima di me, c'è una certa difficoltà, no? Quando si parla di cultura, perché si parte fondamentalmente da passione, da esigenze che sono molto più profonde del mero dato numerico. E qua io sto cercando, insieme a quel che posso io, ma in condivisione con i nostri direttori artistici e tutto lo staff di San Gavino, di fare una, come dire, di riportare alla realtà diretta proprio il concetto del libro, che è la cosa che ci chiede il bando, no? La promozione della lettura è la prima cosa, se non c'è quella non ci può essere un festival letterario.
questo genere, e gli autori. Ecco, nella nostra contemporaneità purtroppo abbiamo diciamo invertito i significati che hanno questi due aspetti. L'oggetto libro, che appunto dovrebbe essere uno strumento e non un oggetto, e il nome dell'autore, che invece dovrebbe essere una persona e non un nome. Queste sono le cose fondamentali. Se noi leggiamo e diamo l'importanza primaria, cioè il libro è uno strumento, non un oggetto, l'autore è una persona, non un nome, allora tutto quanto va giusto. Nel senso che poi se noi facciamo le cose che come si devono fare, arrivano pure i nomi, arrivano pure gli oggetti e quindi anche i numeri. Quindi prima parliamo di cultura e poi parliamo di numeri, e questo bisognerebbe farlo proprio a livello proprio di ogni volta che noi scriviamo un regolamento, un legge, un bando, bisogna sempre partire da qua. È questa che è la cosa che ci disturba maggiormente, perché noi non è che siamo contro i numeri, ci mancherebbe altro, però i numeri sono una conseguenza di una buona attività culturale, non è il contrario, non può essere il contrario, non può essere mai il contrario. Scusate se mi scaldo, ma queste cose mi fanno proprio, come dire, mi appassionano, no? Perché effettivamente sono cose semplici da capire, ma per tutti. Non c'è bisogno di lauree, di preparazioni, di essere chissà dove. Sono la base, è la base dell'evoluzione umana. Se noi giriamo il binomio, involviamo, non evolviamo, è tutto qua il discorso. E questa cosa qui noi ci stiamo cercando di farla passare anche in un contesto sociale come quello del nostro paese, e quando andiamo dalle altre parti, fare le nostre partnership, collaborazioni, quello che è, cerchiamo di capire come in certe situazioni che funzionano, perché funzionano, per questo motivo qua, perché l'uomo viene prima del nome, perché è donna, e perché lo strumento viene prima dell'oggetto. È tutto qui, è molto semplice. Poi vorrei anche dire un'altra cosa, su altri festival di piccoli comuni rispetto a questi, che noi siamo un po' più grandi, ma insomma, non è che siamo metropoli, ecco. Abbiamo una cosa da imparare noi da loro, che è quella di ritornare alla dimensione del paese, del comune. Siamo più grandi, ma siamo sempre paesi, siamo sempre comuni. Invece, io lo dico per San Garbino, che ha una storia anche industriale, post-industriale, e anche abbastanza problematica, quindi c'è uno sradicamento dalla parte agraria, contadina, eccetera, che non è mai tornato, a parte qualche grossa attività che per fortuna c'è. È la terziarizzazione che poi c'è stata dopo l'industrializzazione, che adesso rischia di morire perché non c'è più la base, non c'è più il primario. Ecco, tutta questa cosa noi dobbiamo guardare in piccoli paesi che ancora sono quella dimensione lì, perché noi stiamo diventando più periferie di Cagliari che comuni, e questa è la cosa sbagliata. E io lo noto, io vivo adesso a Samassi, quindi tutto questo territorio continuamente, conosco un sacco di persone, Serramanna, Samassi, tutto il Cirzanguri, Villa Cidro, Guspini, tutto il nostro medio campidano sta diventando una periferia di Cagliari, e questo non va bene, perché Cagliari è giusto che sia Cagliari, noi siamo i comuni, dobbiamo fare i comuni, non dobbiamo fare la periferia di Cagliari. Anche questo è una delle, diciamo così, delle cose che un festival culturale, letterario, come il nostro, il vostro, come i nostri, devono cercare di tenere durissimo su questa questione qua, perché è la nostra salvezza, perché sennò poi non siamo più nulla. Io per adesso mi fermo qui, tanto c'è un altro giro. Grazie Daniele, concetti molto interessanti. Concludiamo questo primo giro, passiamo la parola all'architetto Stefania Bolletti, che è il presidente del Festival di Anghiari, festival di letteratura autobiografica come il nostro festival. Sì, buongiorno, spero che mi sentiate. Non la sentiamo, ora prego. Non può parlare? Pronto?
Sì. Scusate. Sì, lo so. Sì, mi sentite? Non bene, non bene. Un pelino. Quando parlo io sparisce il festival. Lei magari ci sa. Mi sentite? Sì, Sì. Ah, mi sentite benissimo. Io mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Mi sa che non si... Rispetto a... Giuseppe Manias e tutta l'organizzazione del Festival di Serramanna Sanchez. Questo invito a partecipare alla tavola rotonda, che è molto interessante. Già gli interventi delle persone che mi hanno preceduto mi hanno dato degli spunti, insomma, di riflessione, quindi come sempre è utile condividere anche così, ricevere degli stimoli da altre persone che si trovano a così sviluppare progetti e anche esperienze simili. Per quanto riguarda la libera università dell'autobiografia, devo dire innanzitutto per parlare di festival, contestualizzare questo tipo di attività, intanto la nostra associazione, l'Associazione di Promozione Sociale, organizza come associazione che promuove la formazione alla scrittura autobiografica. Quindi il festival si colloca in una serie di attività, di altri approfondimento, simposi, attività di ricerca sulla scrittura autobiografica, progetti dei territori in tutta Italia, grazie anche alle persone che la scuola di scrittura autobiografica dedicano il loro tempo a produrre nuove idee, fare questa sensibilizzazione verso la scrittura di sé. Abbiamo un filone dedicato all'ecologia narrativa, quindi all'econarrazione, attraverso il circolo Arturo, che organizza Scrittura in Cammino, o l'Accademia di Silenzio, che da diversi anni riflette e lavora intorno a questo tema che mi sembra pertinente anche a quello del Festival 2024.
Strangius. Siamo un'associazione che è nata 26 anni fa e che ha questa comunità che giunge ad Agnone, che è una di 5.400 abitanti in Toscana, sotto il nome di Cagliari Trova, proprio un cartello che è scritto città dell'autobiografia. C'è un riconoscimento a livello di comunità. Il nostro fondatore Lucio Demetrio, che è professore di filosofia dell'educazione all'Università di Milano Bicocca, ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Insomma, diciamo che dopo questo tempo di permanenza in questo paese, in questa comunità, siamo diventati, ecco, un fulcro di attenzioni e anche proprio di propulsione di progetti che riguardano il nostro territorio. E fin dall'inizio, quindi fin dal 1991, appunto è stata fondata la Libera Università di Geografia, per cui ha organizzato sempre dei convegni, dei momenti di approfondimento rivolto a chiunque sia interessato alla scrittura autobiografica. E da 10 anni organizziamo proprio un vero e proprio festival, dove l'elemento centrale è sempre comunque rivolto alla riflessione sul valore pedagogico della scrittura autobiografica. Quindi tutti i nostri ospiti, le attività che svolgiamo all'interno del festival, sono finalizzate a promuovere la scrittura autobiografica. Oggi sappiamo che la scrittura autobiografica è diventato un genere letterario abbastanza presente nei concorsi letterari, da genere minore, è diventato un modo, insomma, di lavorarsi, e questo evidentemente va incontro alle esigenze di tipo socioculturali del tempo che stiamo vivendo. E quindi la produzione in termini di nuovi testi autobiografici è molto ampia, però quello che è importante, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, a noi interessa l'autore, ma non tanto l'autore o l'autrice, ma la persona. Quindi i nostri ospiti ci raccontano la loro esperienza di scrittura autobiografica, non soltanto il contenuto del libro, del testo che vengono a presentare, ma accanto a questo abbiamo anche delle attività esperienziali, cioè in ciascun festival organizziamo sempre dei laboratori di scrittura autobiografica, in modo tale che il nostro pubblico possa avvicinarsi, anche se in maniera molto breve, frammentaria, cosa significa scrivere sé. E poi appunto anche un dopo festival, perché consiste nella raccolta degli interventi di vari direttori, una rivista che pubblichiamo in una casa di Nemesis, che si chiama Autobiografie, perché quello che è interessante, credo, è quello che in questo modo dà seguito anche alle finalità principali della nostra associazione, quello di alimentare, di costruire, sollecitare la costruzione di una comunità pensante. E in questa direzione è importante che il festival sia proprio un luogo pensato come un luogo di scambio di esperienze, progetti che riguardano per esempio di storia, laboratori di scrittura autobiografica, tutte portate avanti, come dicevo, dai referenti territoriali, cioè persone che poi proseguono l'attività nel proprio ambito territoriale, ma anche con appunto gli autori e le autrici intorno a questo scambio che va anche fuori dal festival. Quindi il festival è un crocevia di esperti, di non esperti, di interessati, di persone che già si sono così di fronte alla scrittura.
Possono essere le varie ricadute secondo me su più comunità, ecco, cioè la comunità sia la comunità della libera università della fotografia e la comunità più ampia degli istruttori fotografi. Va bene, grazie mille. Continuiamo, un applauso magari, grazie. Ci sta, grazie. Insomma, facciamo questo giro conclusivo del nostro onda, magari insomma, un giro più agile. Niente, andiamo avanti, quindi ridiamo la parola a Enrico, rappresentante sempre del Festival Strangio. Allora, siamo brevi adesso. Parliamo di 3 risultati per quanto riguarda il Festival Strangius. La biblioteca, che ha avuto degli incrementi in questi 7 anni di un 35% per i prestiti e anche per l'affluenza degli utenti, ha avuto un incremento della libreria, fortunatamente, nonostante il periodo storico che vivono le librerie, che molto spesso chiudono oppure hanno dei numeri sempre più negativi. Fortunatamente la libreria, la Sorgente, ha avuto dei numeri positivi. Un altro risultato importante, non ne citerò altri, però questo è veramente importante: le persone di Serramanna, probabilmente anche grazie al festival, alcuni di loro me l'hanno confermato, hanno deciso di scrivere un libro, di raccontare le proprie esperienze, di raccontare tutto questo alle generazioni future, che è un po' quello che ha fatto Vittor Mossa tanti anni fa, la seconda guerra mondiale. La comunità di Serramanna è un patrimonio che noi abbiamo sempre, quindi è molto importante questo risultato. Vorrei citare solo alcuni esempi, pochissimi. Il primo è Alessio Onnis, che ha sempre collaborato col Festival Strangius in vesti diverse come proprietario di casa, anche facendo da relatore. Questo è il nostro collaboratore come autore. Vorrei sottolineare il lavoro che ha fatto Gigi Azzori, che ha dato un luogo, una data di morte purtroppo caduti in guerra, e molto spesso neanche i parenti erano a conoscenza di queste cose. Quindi ha fatto un lavoro che è durato tanti anni, ed è giusto che anche attraverso il festival si sappia di questi lavori, di queste opere. Sono altre 3 le persone che mi vengono in mente, che negli ultimi anni hanno scritto alcune considerazioni come moglie, come mamma e come sindaco di Serramanna. Maria Porcetto ha redatto un piccolo libretto, così come ha fatto Paolo Livio, che è scomparso quest'anno, ha scritto curiosità dei tempi antichi che sarebbero andate perse. Ecco. Quindi io concludo questo intervento brevissimo, però era molto importante parlare di questo risultato, del fatto che le persone abbiano deciso di donare le loro esperienze a noi e a chi verrà dopo di noi. Ecco. Sì, adesso dai, questa volta cerco di essere brevissimo. Se continuo a parlare degli aspetti positivi del Festival di Caniers, 15 giorni, quindi vorrei chiudere il mio intervento invece con una piccolissima critica, giusto per non essere sempre troppo positivi. Allora, io sono organizzatore di festival, ma sono anche un consumatore di contenuti culturali. A me piace anche girare per i festival della Sardegna, nuove proposte culturali, eccetera. Una cosa che ho notato, non sempre, è che i festival letterari spesso nel pubblico manca la componente giovanile, mancano i ragazzi, mancano i giovani. Ci siamo chiesti perché. A volte noi organizzatori facciamo vecchi, anche importanti, ma che non spiegano minimamente di adesso, per esempio, qui non vengono dei ragazzi, sì, c'è qualche ragazzo, collaboratori, va bene, tra il pubblico, ecco, sarebbe bello vedere i ragazzi, il futuro della comunità, bisogna investire su questi ragazzi,
bisogna intercettare le loro interessi. Faccio brevemente un esempio. Qualche anno fa a Nionelli abbiamo avuto come ospite Barbascura. Quanti di voi conoscono Barbascura? Una persona. Uno youtuber che ha tanti followers, nei suoi profili, insomma, fa divulgazione scientifica. Cavolo, roba pesante. Però l'ho fatto in un linguaggio molto giovanile, molto diretto. Quella serata in cui ospitammo Barbascura, che oggi è un personaggio televisivo importante, perché partecipa a programmi televisivi anche di successo, eccetera. Quella serata fu una serata incredibile. La piazza grande del nostro paese, che è veramente grande, strapiena di ragazzini di 17, 16, 18 anni. Bellissimo vedere quella piazza stracolma, ragazzini che sono arrivati da tutta la Sardegna. Per sentire un ragazzo come loro, anche particolare, molto, con questa personalità molto così giovane, proprio giovane dentro. Questo ragazzo Barbascura parlava di fisica, argomenti che roba tosta, di Einstein, di scienziati importanti, eccetera. Fu una serata bellissima. Il libraio che collabora con lui finì tutte le copie dei libri, ne aveva tanti, il 70% probabilmente li avrebbe vendute. E questi ragazzi che alcuni di loro portavano dei a loro di meteoriti che volevano far vedere a Barbascura non so che motivo, per analizzare, non so, per avere delle spiegazioni. Ecco, bisogna avere la responsabilità come organizzatori di festival di intercettare i bisogni dei ragazzi, che non è vero che sono disinteressati alla cultura, pensiamo che siano svogliati, disinteressati, non è vero, i ragazzi hanno necessità, hanno bisogno di consumare contenuti culturali, si tratta però di individuare, di aiutarli in questo percorso. Grazie Ivano. Molto interessante il complimento dei giovani. Passiamo alla parola a Daniele. Grazie. Io mi ricollego subito, Ivano, quindi queste sono tematiche che fanno parte del mio lavoro quasi quotidiano. L'altro giorno, in un altro contesto, di un altro festival, ho cercato di dire proprio in una breve intervista che mi hanno fatto la necessità, che poi non è neanche soltanto, perdonami se dico questo, non per sminuirlo, però è proprio io parto da lì per cercare di fare il mio passo oltre, che non è solo il coinvolgimento dei ragazzi, è proprio l'interscambio, cioè nel senso che noi dobbiamo ritornare paradossalmente a quello che avevamo capito fino a 30 anni fa, dove certe cose si facevano insieme, certo, ognuno per la sua età, per le sue capacità, per la sua conoscenza, eccetera, ma tante volte si capitava di fare delle cose insieme agli adulti, quando eravamo ragazzini, o ai vecchi, addirittura agli anziani. Oggi abbiamo un mondo di fatto di compartimenti stagni. È importantissimo che noi abbiamo le nostre sezioni scuola ragazzi nei nostri festival. San Gavino fa almeno, cioè, se noi potessimo, dovremmo triplicarla l'offerta per le scuole, perché non basta mai, perché ce ne chiedono sempre di più. È impossibile, perché ovviamente bisogna fare delle scelte, perché a un certo punto anche i fondi sono quelli che sono, possiamo portare però se avessimo per esempio più fondi, lì la scuola chiederebbe almeno il triplo di quello che gli diamo ogni anno, e ne diamo tanto, con una grandissima risposta da parte dei dirigenti scolastici, dei docenti, degli alunni, ma anche un grande ritorno da parte dei genitori, che sono molto felici di avere queste iniziative a scuola durante i giorni del festival ragazzi. Però quello che manca è l'interazione, cioè avere più ragazzi nella sezione adulti e avere più adulti nella sezione ragazzi. Sarebbe molto bella questa situazione.
generazione fa, perché quella farebbe crescere ancora di più il festival. E non parlo di nuovo solo di numeri, perché quelli sarebbero una logica conseguenza. Lo farebbe crescere per quello di stiamo cercando di far capire che dai libri, come diceva prima, come dicevano praticamente tutti prima, dicevamo, dai libri passano questioni umane, di chi li scrive, delle questioni di cui si scrive, dei tempi storici di cui si tratta, anche dei tempi fantastici o dei luoghi fantastici di cui si tratta, che poi hanno sempre se sono libri come Dio comanda, hanno sempre la ricaduta e il coinvolgimento e il legame con anche se parliamo di fantasy più spinto. Quindi c'è questo. E poi un'altra cosa, qua io credo che sia una cosa che San Gavino questo ha fatto già da subito in maniera perfetta, ovviamente sempre tutto perfettibile, dico perfetta perché è nato già così, aveva questo spirito già dall'inizio, che l'autore cioè l'autore deve essere in mezzo, mischiato insieme al pubblico, insieme al staff, certo, ognuno deve fare il suo ruolo, però è anche bene che non ci sia una distanza esagerata tra l'autore e tutti gli altri, perché poi quella è la prima cosa che allontana i ragazzi, allontana anche gli adulti, i ragazzi si allontanano subito, ce l'hanno già la cattedra tutti i giorni a scuola, ce l'hanno già i docenti, anche dello sport, ce li hanno già tutti maestri, ecco, sarebbe meglio che non li percepissero come maestri, come docenti, come accademici. Ecco, gli attori hanno da tutto si può fare qualcosa, però è bello anche che anche l'autore porti qualcosa nella situazione dove viene invitato, quindi dal pubblico, dalle amministrazioni, ecco, cioè se questo interscambio funziona, tutto funziona. Secondo me ci sono queste cose nei nostri festival, ci sono, vanno, diciamo così, spinte un po' di passi più avanti proprio per creare meglio questo mix generazionale di cui abbiamo bisogno oggi, anche perché un'altra cosa che sono questi, scusa se prendo il tuo, questi sono comunque strumenti, devono restare strumenti, invece stanno diventando anche questi, io direi quasi stampelle, che ci stanno dividendo e che ci stanno parcellizzando a livello generazionale. I nostri festival devono avere lo scopo di far parlare le generazioni, di farle agire insieme, ricominciare ad agire insieme. Grazie Daniele. Andiamo con Stefano. Sì, eccomi, sto provando a mettere almeno lo schermo per farmi vedere. Mi scuso per questo, non so se dipende da me o dal vostro collegamento. Comunque, entrando nel merito appunto delle ricadute sul territorio. Riprendendo un po' quello che era stato detto inizialmente sull'isolamento culturale, come? Disattiva l'audio della connessione. Ah sì, scusami.
le aree marginali, che le aree appunto hanno una loro capacità, insomma, di esprimere, come si è detto. E per quanto riguarda la comunità vera e propria andiarese, ecco, noi appunto abbiamo con le scuole, università, dei progetti che vanno avanti tutto l'anno con le scuole. Cerchiamo in qualche modo di dare anche un sostegno o comunque un nostro contributo alla continua costruzione di identità. Sappiamo ci insegnano i grandi sociologi che la comunità crea continuamente una propria identità che costruisce e si evolve. E quindi questo lavoro che parte dalle storie di vita io credo importante. Istruzione dell'identità. Per l'attenzione. Sì, un piccolissimo intervento. Innanzitutto ringrazio tutti per essere stati qui. Capisco che con 38 gradi all'ombra, il giorno prima della festa, la mattina prima della festa, sabato, alle 10:30 c'è stata una diciamo, piccoli numeri ma grandi numeri, ecco. Ringrazio Chico, ringrazio Ivano, ringrazio Daniele. Volevo aggiungere solo una cosa. Strangius ha iniziato a cercare di intercettare i giovani e l'anno scorso abbiamo fatto un festival che ha avuto un risalto importantissimo. Mi diceva il bibliotecario che ho fatto delle richieste per le nostre attività e rispondono il 40%. A Strangius hanno risposto tutte le classi e siamo riusciti a portare a scuola la Ballerini, che è l'avvocato dei Regeni, che è quella che fece la Viale Diaz, quindi portare dei personaggi in scuola. Abbiamo portato un sequestrato, un ex sequestrato, Luca Luci. Abbiamo portato anche Daniele Moccia a scuola, è stato un successo. E quindi voglio dire, quello di intercettare e poi cercare di fare il passaggio ulteriore, anche inserendo dei giovani relatori e inserendo che abbiamo già qualcuno, ma diventa sempre un po' perché ci si vergogna, un po' perché a vedere delle cose, e comunque una cosa molto importante. Volevo salutare la referente del Partito Post, Doride, che oggi è venuta, che sicuramente seguirà e che seguirà tutto il festival, che seguirà Partito Post, tutto il festival tutta la settimana. Ringrazio tutti. Noi adesso ci facciamo un giro alle nostre, che però saranno aperte dalla mattina del 10 sino alla sera del 10. Passo la parola ovviamente al nostro padrone di casa, non della Casa Aperta, l'altro padrone che è dell'amministrazione, ringraziando ovviamente Flaviano e adesso c'è un altro momento. Tiziano, il nostro Valletto, darà un ringraziamento ai nostri ospiti. Sì. Grazie. Che bello. L'anno scorso abbiamo portato grazie a voi. Grazie Chico. Adesso mi aspettassi il libro. Va bene, grazie a tutti i nostri relatori, grazie a voi per... ecco, c'è anche una comanda per il padrone di casa. Gliel'ha letto. Lo devi fare, vieni qua. Grazie al padrone di casa. Io direi a questo punto questa tavola rotonda, ringraziando tutti quanti, ringraziando insomma i nostri ospiti che sono tutti qua stamattina. E niente, ho
raccolto veramente degli spunti molto interessanti per, se vogliamo, per le prossime edizioni del nostro festival, perché ho anche delle idee per valorizzare al meglio questo festival all'interno della nostra comunità. Quindi grazie ancora a tutti, l'appuntamento è per l'inizio del festival, che sarà martedì alle 18 e nel solito posto. Quindi si parte sempre nella casa di zia Martina. Come? Casa Boa Salasio, certo. Serramanesi, come conoscevo la casa di zia Martina. E quindi sì, vabbè, via Vittorio Emanuele 29, ma la trovate nella brochure, questo è per la precisione. Comunque, grazie di nuovo a tutti quanti e buon fine settimana. Vedo che siamo tutti serramanesi, quindi sapete che questi giorni anche i festeggiamenti di Santa Maria, la chiesa. Quindi buona a tutti.